Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Allora, prima di cominciare, di salutare insomma le amicizie che si sono collegate, ricordo le solite cose che ormai gli affezionati del canale sentono da un po'. Allora, intanto sapete che ci trovate anche su Facebook in 2 gruppi, uno tra l'altro è da dove trasmettiamo questa sera, che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Un altro dei gruppi che sono seguiti direttamente dalla sottoscritta e dal Marietto si chiama I Casti Sacerdotali. Dunque, se siete amanti, appassionati delle discipline di cui trattiamo, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, siete i benvenuti, potete chiedere l'iscrizione in qualsiasi momento. E questo era importante da dire perché ci trovate comunque lì dove al quotidiano, insomma, condividiamo circuiti, altre risorse di esoterismo, eccetera. Dunque anche rimando a link di video che abbiamo già precedentemente pubblicato su YouTube. E ovviamente trovate anche i nostri canali YouTube che sono ricchi di materiale condiviso, oltre che ovviamente essere il luogo dove trasmettiamo in diretta, ma non trasmettiamo direttamente da YouTube, questo è importante che io ve lo ricordi perché soprattutto per quanto riguarda l'ordine di arrivo delle domande non è stabilito da noi, quanto piuttosto dal confluire contemporaneamente da 3 piattaforme diverse qui su StreamYard da cui trasmetto. Dunque sono in questo momento collegate contemporaneamente il gruppo di Facebook e i 2 canali YouTube, quello del Marietto Veneziano e il mio. Dunque non vi preoccupate se vi sembra che qualcuno vi abbia scavalcato nelle risposte, io purtroppo seguo, come dire, l'ordine che mi propone qui, non ho idea di quello che vediate voi ai vostri dispositivi, dunque il cellulare o quello che è. Bene, questo era importante dirlo, ma a proposito di Facebook, gli amici che si collegano da Facebook devono fare un paio di passaggi, almeno la prima volta che entrano nella diretta. Il primo passaggio in assoluto è lì dove avete visto il post che annuncia la diretta o da cui trasmetto la diretta, dovete cliccare il link azzurro dove c'è scritto streamyard.com/Facebook. Questo permetterà, consentirà a StreamYard di pubblicare i vostri commenti, le vostre domande e di conseguenza a me di leggerle e di potervi rispondere. È importante. Cosa avviene dunque quando cliccate questo link? Si apre una schermata bianca con una striscia azzurra dove c'è indicato che cliccando qui appunto confermate e autorizzate StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti, dopodiché a posto, non è più necessario fare nulla nemmeno nelle prossime dirette, dunque è un passaggio una volta, una tantum come si dice. Bene, dopo che avete autorizzato StreamYard dovrete poi entrare nella diretta, altrimenti rischiate di commentare esclusivamente sotto il post ma non dentro la diretta e questo significherebbe appunto che io non potrò leggere il vostro commento se non dopo, quando vado a vedere un po' chi c'era e chi non c'era. Ok? Quindi è importante, autorizzate StreamYard e poi entrate nella diretta così che potrete appunto commentare qui. E ultimo, come suggeriscono dalla regia, il sito. Allora, il sito Il Capitano .altervista.org ormai è online dal 2015, giusto? Sì, anche qualcosina in più. Comunque dal 2015 ufficialmente distribuisce dispense di radionica in modo totalmente gratuito. Dunque in primis il Marietto e poi successivamente anch'io con alcune dispense di Cabala, di esoterismo e di ermetismo, insomma abbiamo come dire, preso questo impegno di divulgazione e sono tutte risorse gratuite. Mi raccomando, dunque non perdetevi questa opportunità di regalarvi qualcosa di importante. Ma a proposito di regali, cioè, questo è un bellissimo talismano che è un amuleto, cioè un amuleto oltretutto, ma è un talismano programmato anche radionicamente, oltre che essere un talismano cabalistico molto importante. Dunque, se amate qualcuno veramente, oppure se vi volete fare un regalo
degno di, come dire, del piccolo investimento, ricordatevi di questo ciondolo. È programmato per la difesa a 360 gradi, dunque per tutte quelle che sono le cose, i pericoli a cui andiamo incontro, sia a livello fisico che a livello occulto. È programmato anche per riequilibrare costantemente chakra, meridiani, corpi sottili, per rilasciare le emozioni represse, per anche, tra l'altro, serve anche per allontanare le persone che parassitano la nostra vita, oppure anche c'è anche un piccolo talismano di Giove caricato sopra. Dunque diciamo che parte già molto, in modo molto interessante. E non solo, può essere programmato anche a discrezione, vale a dire che potrete aggiungere qualsiasi programma che desiderate in qualche modo mettere per potenziare il vostro talismano, e anche per, che ne so, non so, dimagrire, riuscire ad avere una promozione lavorativa, attirare clienti paganti, oppure insomma tutto quello che desiderate, perché è traducibile in frequenze e vibrazioni che andiamo poi a caricare sul ciondolo. Ovviamente il ciondolo così configurato, con i programmi di base di cui vi ho parlato, ha un costo di 150 euro più 10 per le spese di spedizione, e ogni programma aggiuntivo 10 euro. Non è niente se pensate ai vantaggi o comunque le cose a cui mira, e quello che in qualche modo va a propiziare. Bene, direi che ci siamo dilungati un po', e ho spiegato, appunto, lo ripeto solo velocemente per quanti si dovessero essere collegati adesso da Facebook: dovete autorizzare StreamYard. Cliccate il link che c'è proprio sopra il riquadro del post, cioè quando siete nel gruppo trovate sicuramente il post con l'annuncio, insomma la diretta. Prima di entrare nella diretta dovete autorizzare StreamYard. Quando cliccate questo link si apre un'altra schermata bianca con una barra azzurra. In questa barra azzurra è dove dovete cliccare per convalidare la vostra autorizzazione a StreamYard alla pubblicazione dei commenti. Fatto questo, dovrete entrare nella diretta. Vi ricordo che non è necessario fare questi passaggi ogni volta, ma solo la prima volta. Bene, adesso direi di salutare gli amici e di cominciare a rispondere. Allora, buonasera Mirabella, buonasera Veronica, buonasera Felix, buonasera Maria, buonasera Lisa, buonasera Pink, buonasera Elisa, buonasera Loredana, buonasera Lisa, devo mettere gli occhiali, lo dico sempre, buonasera Zaira, buonasera Valentina, buonasera Cracker, buonasera, oh quanti, Rita, oh, questo mouse mi sa che mi sta abbandonando, oltretutto, beh Zaira l'ho salutata, mi sembra di sì. Annalisa, Pierluca, buonasera Pierluca, ben ritrovato, sempre un piacere vederti fra noi. Bene, cominciamo con la prima domanda in sovraimpressione e rispondiamo a Mirabella. Buonasera Ilde, mi chiamo Mirabella, vabbè, il cognome lo sorvoliamo, da poco io e il mio ragazzo ci siamo lasciati. Volevo sapere se arriverà la persona giusta nella mia vita, 15 novembre del 2000. Perfetto, è una domanda molto ben articolata, c'è tutto quello che occorre, del resto la domanda non riguarda il ragazzo, ma mi ha spiegato che si è lasciata di recente. Bene, brava Mirabella. Infatti ricordo a tutti quelli che si sono uniti a questa diretta per la prima volta che nella domanda dovrete mettermi il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro. Se riguarda un'altra persona dovete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo. Allora, Mirabella, cosa ci sarà in amore per lei, quantomeno nel prossimo periodo, perché la vita ce l'auguriamo lunga, vero Mirabella? Allora, vediamo un po'. Allora, beh, qua già però il taglio si capisce che insomma qualcuno si è intrufolato, intromesso in un rapporto che era tra l'altro ufficiale, dunque aveva insomma l'occhio sociale, tutti sapevano della vostra relazione. Presumibilmente, generalmente quando compare il ladro si tratta di un tradimento, comunque qualcosa insomma
che si è intromesso a rovinare un po' il rapporto, ma vediamo un po'. Benissimo, allora, ecco, inquadro un po' meglio sperando che si veda tutto, comunque se qualcosa è penalizzato cerco di indicarlo al meglio. Ecco, allora, diciamo che nella prima linea si cominciano a vedere alcune cose. Intanto la prima carta è la prigione. Dunque sei stata parecchio bloccata in qualche, momento del tuo passato, forse è proprio anche legato a questi fatti che hai indicato, no, nella domanda, probabilmente per un po', non ti sei sentita libera di muoverti o comunque potrebbe anche indicare, visto che la carta della costanza subito accanto, e dunque estende, no, il significato della prigione, in qualche modo per tanto tempo, per un bel po', non ti sei o sentita di lanciarti in nuove situazioni oppure non si è verificato granché, forse anche per via di qualche senso di disvalore, perché la costanza in realtà è una carta di una persona che vale, ci fa capire che tu hai delle qualità anche morali, cioè sei una ragazza per bene, valida, però la carta della costanza è come se ti penalizzassi da sola, cioè senti di pagare o di aver pagato qualcosa. È vero che hai frequentato, c'è una cerchia di amicizie che magari ti è stata vicino, che ti ha permesso di distrarti e da lì le cose hanno cominciato a prendere una piega diversa. La carta del viaggio potrebbe anche indicare davvero un viaggio che hai fatto magari in compagnia di qualche persona, insomma, di qualche amicizia. Allora, cosa dice il presente? Vedovo, pensiero, allegria, bambino. Beh, c'è ancora un senso di malessere forse per quello che purtroppo hai dovuto subire, neanche qualcosa che hai scelto. Dunque c'è ancora in te qualche traccia di residua sofferenza, forse qualche rimpianto per alcune scelte che avresti potuto fare diversamente. Però c'è anche un inizio insomma di risalita, c'è come vedi qualcosa che sta nascendo, c'è la possibilità infatti che, un incontro recente o che in un momento di festa possa nascere qualcosa. Dunque c'è qualcosa che si sta muovendo proprio nel presente e che se non si è ancora verificato possiamo ragionevolmente attenderci nell'immediato. Dunque qualcosa si sta affacciando nella tua vita ed ha tutta l'aria di essere comunque abbastanza divertente, spensierato. Nel prossimo periodo, è possibile addirittura che siano più i contendenti e tra cui potresti magari cominciare a fantasticare, ad avere idee o pensieri più mirati ad un ragazzo in particolare. Vedi che compare il domestico, comunque un ragazzo giovane, potrebbe essere un ragazzo dai capelli scuri, beh, c'è da dire che questo ragazzo, vedi deliranti, amatrice denaro, potrebbe generare un po' di confusione, nel senso che magari gireranno delle voci sul suo conto di quello che, è ancora un legame che lui può avere in piedi o forse un sentimento ancora che nutre nei confronti di un'altra ragazza e questo potrebbe essere una delle interpretazioni delle 3 carte finali. Ma potrebbe anche indicare che, mhmm, si crea un contesto un po' confuso, magari lui è un ragazzo che farà un po' vai e vieni, oppure, non darà molta stabilità ai primi tempi, dunque, ti creerà più confusione che altro, cioè non riuscirai a capire quanto sia interessato oppure no, però di fatto qualcosa si muoverà, qualcosa comincerà. Non escludo che, visto che le sibille sono bravissime in poche carte, cioè in poche immagini, a descrivere più scenari contemporaneamente, non escludo che si possano verificare addirittura entrambe le interpretazioni. Dunque, prendi per buono il fatto che questa persona si avvicinerà a te e che probabilmente la sua confusione o la confusione che genererà sarà dovuta al fatto che non ha completamente superato magari un pregresso rapporto, Però di fatto qualcosa sembra nascere.
Vedi? Anche l'esito parlano di amore, falsità, dottore messaggero, dunque sì, ci sono delle persone che si avvicinano, probabilmente sarà proprio questo ragazzo che sarà parecchio interessato a te e che avrà sicuramente un'attrazione nei tuoi confronti. La carta della falsità dice però di non credere proprio a tutto, che ci saranno degli aspetti un po' ambigui della situazione che ti sfuggiranno, poco chiari. Però dottore messaggero sembrano proprio indicare che è possibile che o questa situazione ti darà un aiuto, una mano in qualche modo a ripartire, a cominciare a ricostruire qualcosa nel tuo futuro, oppure addirittura in questa fase di incertezza, dove non si capirà se l'interesse di questo ragazzo sia prettamente fisico o così, non vorrei dire il chiodo scacciachiodo, però magari non sia completamente coinvolto al di là di una cosa superficiale o comunque di una cosa di innamoramento, ecco, di attrazione dell'inizio, però potrebbe subentrare un'altra persona. Vedi che il dottore, il messaggero, potrebbe introdurre una nuova figura. Dunque c'è carne sul fuoco. Va bene Mirabella? Sola non ci sei, non ci resti, stai tranquilla. Allora, andiamo avanti. Allora, Linda, 22 novembre 61. E però qual è il problema di lavoro che hai? Se no, come faccio ad aiutarti? Ho bisogno di qualche specifica in più, se puoi, Elsa. Non so, il problema riguarda altre persone? È un problema invece che è stato causato da te? Cioè, metti qualche specifica in più, affinché io riesca a darti una mano. E beh, la prima domanda a cui ho risposto, Pink, era di un utente YouTube, probabilmente era di un altro canale rispetto a quello da cui ti sei collegata tu. Comunque abbiate pazienza. No, perché dici così? Vabbè. Ehm, rispondiamo a questo punto, tu che gestisci le domande, vedrà, eh, chiediamo a Elsa se vuole integrare un pochino, altrimenti io provo a rispondere, ma allora se riesco a restare al lavoro, se non mi sospendono, va bene, ok, perfetto, vediamo allora cosa succederà. Mm, mm, mm. Dunque, Elsa, diciamo che sembra trattarsi di una situazione al di là della tua volontà, cioè la carta della morte generalmente raffigura quei cambiamenti che vengono imposti dalle scelte di altri o che in qualche modo ci cadono addosso fra capo e collo. Dunque un cambiamento forte, però è accompagnato anche dalla carta della fortuna. Dunque, o sta dicendo che è finito lo spasso, oppure sta dicendo che questo cambiamento comunque è predestinato. Vediamo un pochettino cosa ci dicono però. Allora, mm. Dunque, allegria, amore, prigione, donna maritata, amatrice. Allora, diciamo che nella linea del passato, vedi la carta della prigione, no? È al centro della linea del passato e chiaramente dà un'indicazione di una prima battuta d'arresto, forse magari dovuta al fatto che alcune delle decisioni prese hanno prodotto poi una conseguenza. Ehm, Però sono carte che parlano di una conservazione di quello che è il tuo posto di lavoro. Vedi la donna maritata, la matrice, tra l'altro è chiaro anche che hai un buon rendimento sul lavoro, cioè non hanno al di là di probabilmente questo problema che si è verificato, i motivi, no?
legali o giuridici per sospenderti, però è possibile che già girasse nell'aria qualcosa del genere. Ora io non so se è dovuto al certificato verde o quello che è, però di fatto in questo momento c'è una aria di volubilità e di rischio, e questo rischio, questa afflizione che stai, provando per l'incertezza generale, ti causano un po' di prostrazione e anche una grande indecisione sul da farsi, sulla strada da seguire. Dunque è un momento dove sia tu che eventuali persone che debbono decidere, per te stanno valutando. Non è ancora nulla, nell'immediato, cioè non c'è nulla di certo, però questa carta del viaggio fa capire che qualcosa si sta avviando, sta cambiando direzione. Potrebbe anche indicare appunto la tua difficoltà a compiere una scelta e di conseguenza andarci fino in fondo. Cosa avviene nel prossimo periodo, che sicuramente è la parte che ti interessa di più? Costanza, ladro, deliranti. Allora, tanto per cominciare dovrai fare attenzione, perché in ogni caso vedi la carta della costanza era venuta anche alla ragazza di prima ed era venuta in prima battuta, subito dopo la prigione. Dunque è una carta che dice che la persona, il consultante o per chi viene interrogato, o la stesa, ehm, ha delle qualità, è valida. Dunque anche nel tuo caso è una carta di riuscita, di conferma, cioè è chiaro che, non lo fa cioè non se ti toccano non lo fanno certamente volentieri. Però ladro, deliranti, qui mette un po' di difficoltà, perché probabilmente qualcuno alle spalle parla, perché i deliranti sono le cose dette, negate, i pareri contrari, la confusione che si genera a parole, verbalmente, talvolta indica anche la confusione che si genera con l'uso di sostanze, che possa essere alcol o altre cose, però non è questo il caso. Potrebbe anche essere una contrarietà rispetto all'uso o abuso di alcune imposizioni, mettiamola così. Di fatto c'è però un qualcosa che agisce nelle retrovie, dovrai fare attenzione nel prossimo periodo. Dunque, magari puoi, come dire, volare basso e vedere cosa avviene. Nel prossimo periodo, comunque, cioè quello successivo, Speranza bambino sembra indicare che potrebbe esserci la possibilità di un qualcosa di positivo, cioè hai fiducia, si capisce che hai fiducia, forse anche, per via di qualcosa che ti viene detto. Magari ti dicono che cercheranno di darti una mano, magari non lo dicono apertamente, lo fanno capire. Di fatto ti vedo che speri, che hai fiducia, ma arriva una notizia che non ti piacerà. La carta del dispiacere è generalmente una comunicazione negativa e che ovviamente genera parecchia frustrazione. Cosa si vede qui? Denaro nemico, Imeneo lettera. Allora, il pericolo più grande è economico, denaro nemico, ma non è un pericolo grave, okay, però di fatto è lì che probabilmente ti toccano, ma non possono toccarti a livello contrattuale. Dunque, quasi certamente arriva però una comunicazione di qualche tipo e, potrebbe anche essere una comunicazione dove sei invitata a fare una scelta, mh. Bene, questo è quello che vedo per te, Elsa. Chi abbiamo adesso? Dalla regia indicano Pink, Sandra, 19 febbraio 69, David 23 agosto 82, che intenzioni ha con me? Va bene. Sono separata con figli. Va bene, allora vediamo di nuovo le date. Sandra, grazie, 19 febbraio 69, Davide 23 agosto 82, vediamo che intenzioni ha. Comunque ricordatevi che sono qui a disposizione in modalità gratuita,
dunque siate sempre educati perché non c'è nessun tipo di obbligo, solo il piacere di essere con voi e vi ricordo però che sono disponibile per consulti privati a pagamento, un consulto ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 €. Bene, allora vediamo un pochettino, come abbiamo detto, prego Elsa, come abbiamo detto Sandra. Sì, sì. Sandra e David, io comunque più o meno qualcosa mi ricordo, però se ritrovi la domanda, eccola qua. Vediamo. Che intenzioni ha David? Ah, mh. Beh, vedi che questa sei tu, ehm, e questo cerchiamo di vederlo meglio col taglio. Allora, dunque abbiamo una prima linea, ma, per capirci Sandra, vi siete già incontrati di persona? Perché dalla linea del passato sembra, che insomma ci sia dati da fare per riuscire o che sia avvenuto un incontro, durante un contesto, non so, tipo cene di lavoro, sai queste cose qua, perché donna di servizio e allegria sembrerebbe proprio una situazione comunque piacevole, ma legata appunto alle tante attività che si devono compiere anche al quotidiano. Dunque potrebbe, boh, sembra che sia avvenuto comunque un incontro, altrimenti qua bisognerebbe vorrebbe dire che c'è stato un ritorno che aveva a che fare con una situazione già vissuta in passato, ma comunque l'attrazione è forte. Ecco, infatti vedi che c'era già un pregresso e attenzione, probabilmente già c'era stato un primo lascia e prendi, però diciamo che, se c'è stato questo ritorno, è un ritorno che ha lasciato parecchie perplessità e che ha fatto molto soffrire, Comunque al presente c'è un'intenzione di qualche tipo, c'è la carta del viaggio, dunque effettivamente si potrebbe dire che, mhmm, si punta ad arrivare da qualche parte. Dunque, però superbia, denaro, conversazione, non si capisce se c'è un interesse dietro. Cioè non sembra si muove verso di te, ma potrebbe anche avere un interesse, non soltanto un'attrazione per quanto grande, Comunque c'è, come dire, sia, un interesse, dunque probabilmente a lanciarsi in qualche progetto anche con te, nella realizzazione di qualcosa, però, potrebbe anche indicare, che siccome la carta del denaro riguarda tutto quello che costruiamo nel tempo e la carta della superbia, per quanto, comunque sia circondata da carte positive, ne amplifica il senso, però non è esente dal significato di atteggiamenti, diciamo a volte non proporzionati al contesto, alla situazione. Dunque anche la presenza di problematiche, che continuano nel tempo. Dunque è come se, l'invito sia: sì, andate avanti, però cercate anche di parlare di quello che non è ancora chiaro, cioè di quello che vi trascinate nel tempo, delle vostre reali intenzioni e di cosa volete veramente costruire. È possibile che stia avvenendo comunque questo, che stiate cercando di capire di più. E sì, sembrerebbe lui disposto comunque a parlare e ad ascoltare anche le tue richieste. Il problema qual è? Che nel prossimo periodo falsità, prigione, ladro, ehm, potrebbe indicare che molte delle sue parole o di quello che è stato detto poi non risulta vero o comunque
non totalmente vero, cioè non che tutto sia falso, ma nemmeno che sia tutto vero. Dunque qualcosa dovrai prenderlo un po' con le pinze di quello che dice, perché spesso la falsità sono le false promesse, le lusinghe, che si fanno in certi momenti per, come dire, per calmare le acque. Però vedi, tutto quello che sembra cominciare adesso poi si blocca. Dunque, le belle parole, le belle promesse poi si vengono a bloccare. E attenzione, qua compare anche un ladro. Però, siccome c'è sotto l'amante, il bambino, ecco, io non escluderei che compaia un qualcuno per te, non che sia per forza un ladro, vale a dire una persona che si insinua fra te e lui e che, sia, appannaggio di lui o interessata a lui. Potrebbe essere veramente qualcuno che incontri tu, perché il ladro è una situazione o qualcuno che viene a inserirsi, a cambiare, cioè si inserisce alla chetichella e poi dà altri risultati. E guarda un po', cioè se stasera non vedo doppio, mi sembra proprio che arrivi un'altra persona e che inizi un vero corteggiamento. Niente false chiacchiere, ma qualcosa che veramente può portare situazioni molto costruttive, molto positive, un nuovo inizio, ma favorevole, okay, grande slancio. E guarda, qui ci dice anche di più. Sarà un uomo di lontano, un uomo che, comparendo come il re di cuori, è un uomo giusto, è l'uomo adatto. Però probabilmente la difficoltà o la contrarietà sarà legata alla distanza e magari anche al fatto che, la una parte della tua mente è ancora dietro su questo David, Però guarda che lui è l'uomo giusto, cioè quello che verrà in futuro e non è quello che ti gira intorno adesso, non è quello della domanda, ma non ha niente, come dire, niente in contrario col fatto che sei separata con figlio, quello che anzi, mh, ti considera la donna giusta. Dunque io gli darei poi una possibilità in futuro, va bene? Benissimo. Allora, io ringrazio tantissimo tutti i partecipanti. Stasera è venerdì, vi ricordo che il venerdì, è la serata che dedico ai riequilibri energetici, dunque tutte le persone che si sono affidate al Marietto e alla sottoscritta nel tempo sono, come dire, nei nostri pensieri fra poco, perché cominciamo subito con i lavori di riequilibrio. Io ricordo alle persone che sono qui questa sera, che torno in diretta lunedì, dunque non vi arrendete, prima o poi sarà il vostro turno, o comunque se avete piacere di parlare con me sappiate che in 45 minuti veramente vengono fuori tante cose, comunque riusciamo a rispondere a più domande, generalmente 4, 5 domande, ecco, dunque se volete approfondire, segnatevele giù e chiamatemi. Vi ringrazio tantissimo. Allora, lunedì sera 21:30 e ora io do avvio, insomma, io e il Marietto diamo avvio ai lavori di riequilibrio energetico. Buon proseguimento di serata a tutti e ci